Ci troviamo all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta. Abbiamo parcheggiato la macchina a pochi chilometri da Madonna di Campiglio e da qui diamo il via ad una camminata fino ad arrivare a Malga Ritorto. Già la vista sul gruppo del Brenta è molto bella. E adesso si parte! Arrivati a questo punto abbiamo deciso di allungare il percorso di oggi e di fare un giro d'anello. Quindi da qui ci dirigiamo ora verso Malga Valchestria. Il sentiero che abbiamo percorso sin qui è stato sempre pianeggiante e adesso inizia la salita verso Malga Valchestria. Siamo giunti a Malga Valchestria, un'oasi di pace, magnifico posto, un solarium fantastico, dove oziare un po' con la pancia piena. E adesso guardate che vista abbiamo sul gruppo del Brenta. Che ve ne pare, ragazzi? Direi che è proprio uno spettacolo. Purtroppo è giunta l'ora di ripartire e adesso andiamo verso Malga Ritorto. Finalmente eccoci arrivati alla Malga Ritorto, altro bellissimo balcone panoramico sulle Dolomiti di Brenta, ancora più belle con gli ultimi raggi di sole della giornata. Il giro di oggi è stato molto bello e abbastanza semplice. Lungo tutto il percorso abbiamo goduto di una splendida vista sul gruppo del Brenta. I due punti più panoramici sono alla Malga Valchestria e al Rifugio Ritorto. L'unico tratto di sentiero che potrebbe presentare delle criticità è quello che va da Malga Valchestria a Pian dei Mughi per il pericolo di valanghe. Oggi la neve era stabile e quindi il rischio di valanghe era molto basso. Mi raccomando, prima di partire consultate sempre il bollettino valanghe. Come sempre, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!